Franco Lorenzoni ha accennato agli stati generali dell'educazione linguistica che si sono tenuti lo scorso fine settimana a Roma grazie all'organizzazione di una rete di educazione di linguisti e l'MCA, il CIDI e altre associazioni. E lo scopo di questi stati generali era appunto quello di prendere in mano l'educazione linguistica, nata in Italia, in particolare l'educazione linguistica democratica con De Mauro e altri ricercatori. Ma la cosa interessante era che nel corso delle giornate si è dibattuto molto sull'educazione democratica, perché De Mauro e la società di linguistica avevano negli anni 70 prodotto le 10 tesi per l'educazione linguistica democratica. E ci è sembrato importante rilevare come associazioni professionali, l'MCIC in particolare, che c'è distinzione fra educazione democratica e educazione alla democrazia. In questo convegno si è parlato in particolare di educazione alla democrazia, che significa organizzare la classe, organizzare la scuola, dare spazi di parola e di ascolto, come è stato detto, e anche quello che la Latin, un'ispettrice francese che si occupava molto di scuola dell'infanzia, che ha parlato nella scuola dell'infanzia, ma anche negli altri anni di scuola, e chiamava l'impregnazione linguistica, cioè quei piccoli momenti che ogni bambino o bambina può avere di un contatto, un dialogo diretto con l'insegnante, di restituzione o forme in qualche modo di far emergere il vissuto. Allora, da questo punto di vista del vissuto mi sembrava interessante quello che ha fatto una collega, un insegnante di scuola primaria, dando a dei bambini della sua classe la possibilità di esprimere appunto i loro vissuti con semplici tecniche. Per esempio, completare questa frase: di alla maestra quello che vorresti che lei sapesse. E i bambini hanno scritto ognuno delle situazioni della loro vita, della loro quotidianità. Vorrei che sapesse che mio papà è in prigione e non lo vedo da anni. Vorrei che sapesse che a volte salto la cena perché la mamma lavora fino a tardi e io non so accendere i fornelli. Vorrei che sapesse che quando mia sorella dorme con me e a volte va in letto, dopo gli altri mi dicono che io puzzo e altre cose di questo tipo. E ci sembra fondamentale questo fatto, no? Perché questo può cambiare completamente il clima della classe, creare delle forme di rispetto e di ascolto che, se queste cose rimangono implicite e non dette, creano tutte le reazioni che hanno dato origine anche alle ragioni di questo convegno. Quindi questo tipo di lavoro e di intervento è fondamentale, appunto. Si è parlato di parola come ponte, come spazio di ascolto, come spazio di restituzione, di argomentazione. Credo che solo la parola, la scuola come luogo di parola possa essere un tessuto democratico, perché appunto educare alla democrazia significa educare nella democrazia, cioè sperimentare direttamente fin da molto piccoli l'assemblea, gli spazi di ascolto, di condivisione, il criticare, il proporre, l'aver restituiti i propri pensieri in forme più elaborate. Questi sono aspetti fondamentali, così come quando si parla, in questo momento si parla molto di educazione alla pace, non c'è solo l'educazione alla pace come forma di manifestazione, sono varie sfumature, come per educare alla parola e alla democrazia. Si educa sulla pace dando delle informazioni su quelli che sono i conflitti nel mondo, gli armamenti, le ragioni economiche eccetera, ma si educa nella pace se si organizza democraticamente appunto tutto lo spazio di lavoro e di apprendimento, così come si educa per la pace per la parola se si progettano delle azioni e delle forme di intervento e di responsabilità civica. Da questo punto di vista, e concludo, vorrei dire al sindaco, ma non c'è solo nelle nostre prospettive la scuola, gli insegnanti e le famiglie. C'è un contesto sociale, c'è una società civile, è un po' semplicistico dire è tutto a favore della scuola o tutto a favore della famiglia. Già che ci sia una forma di responsabilizzazione di tutto il contesto.